Boh, non ti ho neanche aggiornato, perché non c'era niente da aggiornare. Oggi ho fatto il monotono, sono alzato, sono andato al lavoro, che adesso sono full time, e ho fatto pausa pranzo qua davanti ai caramba, che mi è molto comodo. E c'è anche le telecamere puntate che lascio qua il cane, no? Tanto qua per adesso sta benissimo, è fresco, è riparata, chiudo l'oscurante, così lascio lo blu aperto, quindi aria ne passa, si sta bene e basta, così lei sta tranquilla. Io poi faccio la passeggiatina a piedi, vado al lavoro, ho fatto il giretto a piedi col cane pericoloso, ho trovato una bella cicetta che dovrebbe avere un cane pericoloso anche lei e un'altra bella cicetta però senza il cane pericoloso. E quindi sto vedendo le altre puntine qua della zona. Ah, ecco, oggi stamattina presto ho fatto là, tre cicette. Però stamattina presto sono andato in comune per iniziare a fare il passaggio per il tipo. Dovrebbe passare a prendere la moto e darmi i soldi e ritirare il pezzo per finire il passaggio domani sera. Quindi io poi ho i contanti, procedo con la riparazione del frigo, che c'è da cambiare la termocopia, non sono tanti soldi, mi pare cos'era, tipo 100 euro, una roba del genere, non mi ricordo. Comunque mi ricordo solo che non erano tanti soldi. Dopodiché la scrivania, che quella in ogni caso era da fare, mercoledì è stasera, ecco, stasera dovrei andare dal falegname a fargli vedere il camper, prendere le misure e fare i lavori del primo falegname per chiedere il primo preventivo. Quindi la scrivania che già sai ormai ti esce alle orecchie come la voglio. Il ciccio qua dietro, il poggia schiena, che invece di sto coso qua volevo un qualcosa color legno chiaro, qua più o meno lo stesso colore, arrotondato, fatto come dico io, cioè no, a caso, diciamo, c'ha tutti i suoi perché. Un qualcosa da mettere sotto il letto, anche perché c'è del dislivello, non è piatto il letto, c'è una parte, diciamo, basculante, chiamiamola così, che mi rialza il piano letto di un centimetro e mezzo, no? E quindi preferirei avere tutto dello stesso livello, con legno magari leggero e che non faccia passare il freddo o il caldo, così mi serve anche da isolante, no? Più che altro. Altrimenti adesso sento quanto costa sta roba, quanto pesa, eccetera, eccetera. Altrimenti mi compro il polistirolo e gli faccio tutto il piano in polistirolo come l'aveva fatto il vecchio proprietario. So che il vecchio proprietario aveva messo tanti pezzettini tagliati proprio male, e allora li ho buttati via subito, prima roba che ho fatto. E altre cose in legno, beh, la libreria, quella lì che ti ho bene o male spiegato per il letto, e le mini mensoline per le casse che vanno lì dietro dove c'è la cuccia di cane pericoloso, che anche quello ti ho spiegato, ma poi quando sarà ora che è montato vedrai che figata. Eh sì, viene un capolavoro sto camper. E d'altronde è la mia casetta adesso, cioè sto veramente da Dio. L'unica cosa che veramente non ho mai voglia di fare, è vero che devo ancora comprare la colla e il pennello, ma sta carta qua, la carta color legno, perché è difficilissimo da tagliare, da fare il rettangolo perfetto, no? Cioè, non tanto a fare il rettangolo perfetto, vabbè col righello, bene o male faccio, tiro e brigo, ma poi tagliarla non è facile come si può immaginare. Diciamo che all'inizio ho fatto con la taglierina e si va male. Adesso farò con la forbice, che tanto se c'è qualcosa in più va incastrato sotto i bordi, quindi non si vede. Quindi sì, farò piano piano con la forbice. Però si scolla come niente. C'è la colla di queste carte da parati, chiamiamo, che le trovi dappertutto. Non tiene assolutamente niente. Il primo caldo, la prima pasta asciutta, proprio si scolla completamente, come fosse appoggiata così per forza di gravità. Va bene, dai, che ore sono? È ora di andare a lavorare. Tac, che bello, anche le impronte digitali il Surface. Arresta il sistema, mettigli le manete, fai tutto quello che devi fare. Io questo me lo porto sempre comunque via per abituarmi. Perché se ti abitui a fare una cosa sempre, allora vedrai che poi non te lo dimentichi. Se dici, ah no, tanto sono qua in luogo sicuro davanti ai carabinieri, eccetera, dici, ma sì, poi quella volta che parcheggi chissà dove, lo lasci dentro e rischi. Costa come metà camper il Surface, la cazzo. Portiamoci via il cellular, power bank, che è una batteria
supplementare questa per caricare di tutto, ti dà le porte USB, puoi caricare il telefonino, la macchina fotografica. Questa è 20.000 mAh, tieni conto che un telefonino sei sui 3.500, quindi fai 20.000 diviso 3.500 e vedi quante cariche gli dai. Io me la ricarico o col camper, l'attacco nel camper, o se no avevo anche quando sono in giro, per questo è molto utile sta roba qua, avevo e ho il pannellino solare portatile, se quello pieghevole ti ho fatto vedere, no? Per non sprecare, diciamo, il tempo in cui il pannellino è attivo, è sotto il sole, lo attacco alla batteria in modo che se non ho nulla da caricare, lui intanto mi carica la batteria grossa e dopo, alla sera o quando voglio io, la batteria grossa carica tutte le altre robe, no? Vero signora? Mi ha guardato la signora perché ha sentito grosse e ha detto buon dai, a domani o a dopo. Ciao ciao, anzi a dopo che andiamo al falegname. Bene, ho preso le peppine nuove. Queste qua le ho pagate alla fine 40 euro perché mi sono stufato, hanno esagerato con sta storia dell'obsolescenza programmata. C'è un paio di scarpe, a me durano 4 mesi, massimo 6 mesi, quindi anche troppo. Cioè, saranno già soldi buttati anche sti 40 euro, io non spendo più nulla per le scarpe, anzi sono anche troppi. Ne meritano 5 per quello che durano. Una volta duravano anni, un paio di scarpe ti durava anni, giocavi a basket, andavi in skateboard, facevi di tutto. Adesso non fai un cazzo, ti durano 4 mesi. Buono, sono le 9, verso le 10 arriva il tipo che è per strada a pagare la moto. È buono, dai, iniziamo subito a rifare un po' qua il tutto. E alla fine sì, i lavori riusciamo a finirli tutti per quanto riguarda il camper. Resterà fuori per una questione di tempo e di contatti, più che altro non di soldi. Il discorso è linoleum, perché io ho tanti angoletti, adesso c'è anche buio, insomma, se ti faccio vedere. Che tipo vedi qua, guarda, angolo, angolo, curvo, vai dritto, dopo anche lì angolo, angolo, cioè diventa armati a metterlo, quindi boh, devo vedere se trovo qualcuno da sentire, il contatto me l'ha dato, vediamo insomma di riuscire a combinare, anche perché col discorso che lavoro è sabato mattina mi ha abbastanza di difficoltà, cioè non riesco più a prendere neanche a mangiare il cane, per dire, cioè dovrei prendergli il riso soffiato, sabato pomeriggio il posto è chiuso.